Prosegue questa 25esima giornata di Serie A Lega Calciotto qui allo Stella Azzurra dopo il match che ha visto vincitore il Peperino sull'Emmers. Scende in campo il Testaccio per mantenere le distanze e il COD 272 per tentare un ultimo disperato assalto proprio al Peperino Calciotto. Andiamo a leggere le formazioni delle squadre in campo. Il Testaccio da destra verso sinistra, in campo numero 16 Alaimo, 99 Baldassare, 1 in porta Boni, 7 Codignoli, 4 Coliz, 13 Manni, 44 Martino, 17 Mazzesi, 6 Mirante, 14 Neri, 5 Pasqualoni, 10 Starace e 8 Starace Simone Fratello. Cod 272 da sinistra verso destra, 10 Anello, 8 Bongura, 42 Cilfone, 7 Gosi, senza numero La Rosa, 2 Lattanzio, 4 Locatelli, 9 Palmieri, 23 Palomba, 13 Rizzo. Tutto è pronto, si può partire qui. Questa sfida continua a 2 posti per i playoff finali di questa regular season che si avvia a concludersi tra 4 giornate. Ricordiamolo, il COD è sesto, a questo punto 4 punti sotto il Peperino, il Testaccio 46, 2 sopra. Si gioca tutti in contemporanea, tutti stasera, tutti su questo campo dello Stella Azzurra. Partiamo qui con il COD 272. Cilfone rischia di perdere un pallone e va a commettere fallo trattenendo l'avversario. Subito pericoloso il Testaccio che ha recuperato palla sulla tre quarti. Eccoci qui allora con il calcio di punizione per il Testaccio, calcio a 8. L'intenzione sembra quella di andare al tiro in porta, nonostante la discreta distanza. Forse interverrà una deviazione mentre il pallone sopraggiungerà verso la porta avversaria. Pallone che termina alto e tranquillo l'estremo difensore del COD. Ancora un pallone riconquistato dal Testaccio. Cilfone recupera. In avanti Cilfone, sfiorato soltanto il pallone da Palmieri. Sfila dall'altra parte e allora Testaccio ancora in possesso. Starace dall'altra parte per Alaimo. Pallone toccato e recuperato dal numero 23 in maglia nera, Cilfone. Sulla sinistra Cilfone ne ha 2 addosso, addirittura 3. A questo punto pallone restituito, il tocco di Palmieri. Siamo sempre in gioco, in avanti Lattanzio, la conclusione, il pallone viene soltanto spizzato e termina sul fondo. Subito pericoloso il COD con Palmieri. E allora Testaccio costretto a ripartire, siamo al secondo minuto di gioco. Partita che si dovrebbe prospettare piuttosto equilibrata, c'è un certo distacco tra le due squadre in classifica, ma non abbastanza per ritenere una superiore all'altra. Vediamo il Testaccio come reagirà a questi primi minuti di quasi dominio del COD. Cilfone conquistato palla, il numero 42 ha provato a lanciare in avanti, rimpallo che favorisce il Testaccio. Starace in profondità, Starace riconquista ancora, gli toccano palla, il rimpallo quasi favorisce lo stesso numero 10. Però lanciato in avanti, lo stop con qualche difficoltà Palomba, d'altra parte Palomba, poi Cilfone fa girare palla il COD. Palomba manda a vuoto l'avversario, tocca poi all'indietro per Anello. Ancora Palomba, si sposta il pallone sul destro, il numero 23 ancora sul destro insiste, Cilfone, il pallone rimbalza addosso e alla fine appoggiato all'indietro COD bello carico questi primi 4 minuti di gioco. Sempre il numero 42 playmaker al centro del campo, qui forza un po' troppo l'azione, palla riconquistata dal Testaccio che prova a lanciarsi in avanti Cilfone, il rimpallo sfavorisce il COD, alla fine c'è Anello a chiudere e a consegnare all'indietro per l'estremo difensore Lattanzio. Rimpallo che favorisce questa volta il Testaccio, Alaimo, palla per il numero 7 che conclude altissimo il tentativo di Codignoli.
Cilfone, Palomba ha lasciato sfilare. Ancora Testaccio, alla fine il pallone è riconquistato dal COD. Non sembrano molto attivi in questo momento i ragazzi in maglia bianca che levano provvidenzialmente un pallone dai piedi di Palmieri che stava andando in porta praticamente in solitaria. Dicevamo, sembrano particolarmente scattanti. I ragazzi del Testaccio si sono lasciati sorprendere in più occasioni in questi primi 5 minuti di gioco. Vediamo allora se qualcosa riuscirà a muoversi tra le file delle maglie bianche. Qui una bella azione, finisce giù il numero 99 Baldassarre, il fallo è arrivato, anche il cartellino giallo, calcio di punizione. Calcio di punizione da ottima posizione per il Testaccio, calcio a 8, tutte le maglie nere sono nell'area difesa da Bongura. Vedremo soltanto a questo punto chi andrà alla conclusione. Si opta per un tiro di Mancino, il numero 7 Codignoli non sembra particolarmente intenzionato, infatti si scansa. Aspettiamo solo l'ok, ci sono ben 5 uomini davanti all'estremo difensore, il sinistro arriva, pallone sempre in gioco, protestano perché è uscito forse troppo frettolosamente un ragazzo della barriera in maglia nera. Si prosegue senza fallo, dunque Testaccio che sciupa un'occasione che non era male, un calcio di punizione da quella posizione. Alaimo, numero 10, prova la conclusione e il primo bel intervento della gara arriva al 7° minuto sul tentativo di Starace del Testaccio. Pallone fuori. Locatelli, con destra Locatelli a cercare Palmieri, Boni la chiama, la fa sua, chiama anche Starace che si impiccia con Palmieri che gliela porta via, il pallone rimbalza proprio su il numero 8, alla fine Boni esce perfettamente, chiama all'ordine i compagni, serve con la mano destra il terzino destro della squadra in maglia bianca, Baldassarre lotta un po', tiene sempre lì il pallone, Baldassarre gira su se stesso, si porta verso l'area avversaria, alla fine tocca per il compagno sulla destra, c'è spazio e addirittura una conclusione, qui non precisissimo Bongura, poteva forse bloccare il pallone, qui rischia anche un po' lasciando sfilare la palla sulla linea di porta, non spazza ancora il COD e alla fine arriva la spinta, il fallo, il calcio di punizione per il COD 272, Cilfone battuto subito in direzione di Anello, sempre Cilfone, sta tornando Baldassarre, preso in controtempo Palomba, riceve il pallone all'indietro da Palmieri, il tiro non è niente male, palla fuori. Alaimo, pallone dall'altra parte per il Testaccio, 6 minuti, partita sullo 0-0, match non entusiasmante fino a questo punto, vediamo se riuscirà a ravvivarlo Baldassarre, il tiro è deviato e non c'è il tocco, rimessa dal fondo. Anello, Locatelli, ha provato a lanciare Palomba, ha trovato il numero 23 che vince anche un rimpallo, Palomba riesce a servire Palmieri, arriva l'intervento provvidenziale sulla destra, il giocatore ha preso anche una botta in faccia, prosegue comunque a giocare. Nel frattempo all'altra parte Mirante, c'è Mirante, riesce a toccare il velo, non è per nessuno buona occasione per il Testaccio con il leziosismo di troppo del numero 7, qui la conclusione è fuori, il leziosismo di cui sopra era di Alessio Codignoli.
Cilfoni, Anello, Cilfone, Palomba, Cilfone a Baldassarre davanti a sé, si affida ad Anello. Lo stop e il controllo di Palomba. Con il lancione in avanti verso Palmieri, allontanato, azione forse un po' tirata per le lunghe questa del COD, che però riconquista subito il pallone con Palmieri che riesce a servire a sua volta molto bene il terzino sulla destra. Alaimo, pallone riappoggiato al centro, palla fuori e rimessa dal fondo. Lancio in direzione di Baldassarre che tenta lo stop, arriva di gran carriera Anello, togliere il pallone dai piedi del numero 99. Diciamo, match non entusiasmante questi primi 10 minuti, entrambe le squadre sono evidentemente piuttosto preoccupate. Una situazione in classifica molto precaria in cui c'è molto da perdere per entrambe. Palomba a cui riconquistare il pallone senza fallo, torna Baldassarre di gran carriera. Palomba, il pallone incollato al piede, riesce quasi a servire, Alaimo riconquista e poi Codignoli. Alaimo, lo spazio dall'altra parte, preferisce affidarsi a Starace. Mirante, a spazio il numero 6, pallone che finisce addosso al povero Locatelli, diventando quasi un assist. Azione offensiva nel frattempo troppo frettolosa per il COD, lo stop di Alaimo non c'è, incommentabile, e allora rimessa laterale per il COD. Il lancio in avanti in direzione di Palmieri che lo stoppa con il petto molto bene, riesce anche a concludere, il pallone è deviato, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il COD 272, battuto basso, allontanato dal numero 44 Martino. Rilancio in avanti in direzione di Starace. Anello spedisce il pallone in faccia a Mirante. Mirante addosso ad Anello. Vediamo come si muove il numero 6. Sono sopraggiunti nel frattempo i compagni. Il cambio di gioco non è niente male in direzione di Alaimo che tocca all'indietro per Codignoli. Codignoli incespica un po', subisce fallo, calcio di punizione. Pestone forse subito da Alessio Codignoli, il calcio di punizione per il testaccio, ne ha già avuto uno prima da posizione simile, non ne ha approfittato nella maniera migliore. Vediamo adesso come si comporterà Simone Starace alla battuta. 3 uomini, 4 chiamati da Bongura in porta. Vediamo Starace, il tiro passa sotto, il gol del vantaggio del testaccio con il calcio di punizione che passa sotto le gambe della barriera. Il vantaggio lo sigla Simone Starace, 1-0 al 13° del primo tempo. Buon passo avanti questo per il testaccio, partita che non sembrava intenzionata a sbloccarsi, non comunque in tempi brevi. Adesso al 13°, metà del primo tempo, il vantaggio per la squadra in maglia bianca e padrone di casa, che qui rischia moltissimo. E infatti Palmieri porta via il pallone a Codignoli. Palmieri lotta come un leone il numero 9 in maglia nera. Palomba prova a rimettere al centro, si prende alla fine la rimessa dal fondo. Boni. Alaimo. Martino. Mirante. Pallone toccato dal numero 6 in maglia nera. Finito giù ancora una volta. La posizione simile. Calcio di punizione e non poche proteste da parte del COD.
C'è finalmente la possibilità del tiro dopo qualche secondo di proteste, siamo all'incirca al quarto d'ora del primo tempo e anche questa è una buona occasione su calcio di punizione. Abbiamo visto un sacco di gol su calcio di punizione questa sera, ci sono Baldassarre e Mirante alla battuta. Vediamo chi va, il pallone passa, deviato e calcio d'angolo, pallone che ha impattato sulla barriera, è stato il numero 99 centravanti. Fabrizio Baldassarre, pallone nel frattempo battuto direttamente dall'altra parte, Starace, il tocco al volo è rivedibile, rimessa laterale per il COD. Qualche difficoltà in fase di ripartenza per il COD. Prende un po' di tempo con Locatelli e alla fine Baldassarre si va a prendere ancora una rimessa laterale. Attenzione perché è schierato così il COD, preferisce aspettare qualche secondo e il sopraggiungere di Martino. Baldassarre, Martino che tocca per Mirante, riceve poi all'indietro, il pallone è chiuso da 2, si prende il calcio d'angolo. Corner, eccolo qui, battuto a girare ma senza guardare, si allunga un po' troppo il pallone. Palombe alla fine glielo porta via a Codignoli. Palmieri rientra sul mancino, Palmieri tocca ancora per il numero 23, c'è un sacco di spazio, il passaggio alto ma efficace. Codignoli alla fine la fa sua, la recupera, vediamo Mirante se riesce a ripartire. Anello ha riconquistato il pallone, COD che è vivo, sbilanciato, forse un po' in avanti ma forse è l'unico momento possibile, infatti recupera il pallone. Il testaccio stava addirittura andando in contropiede, è stato commesso fallo l'ha commesso il COD. COD, come si chiama il portiere? Come ti chiami? Come ti chiami? No, de cognome. Come? Numero? Ok. Vediamo se... C'è stato ancora qualche secondo di gioco fermo in seguito alla riassegnazione di questo calcio di punizione in favore del COD, che va addirittura alla conclusione rischiando quasi di pareggiare l'incontro sull'azione forse più controversa della gara. C'è solo rimessa laterale invece. Eccolo lì il pallone prolungato con Palmieri che sta andando alla battuta e si lamenta, pallone che sfila. Corner battuto addosso ad Alaimo. Proseguiamo da qui, dal corner che è arrivato quasi sulla testa di Palmieri, era saltato da solo, un paio di centimetri più in basso, avrebbe impattato sicuramente meglio il numero 9 del COD, che le sta provando tutte. Ora che sono circa 18 i minuti sul cronometro, il vantaggio è per il testaccio, ma la partita è assolutamente equilibrata. Ancora un fallo commesso forse in attacco, invece no, si prosegue. Martino mandato a vuoto dal numero 7 in maglia nera. Il cambio di gioco, il fallo che commesso ai danni di Baldassarre, calcio di punizione per il testaccio. Eccoci qua, ripartiti, il lancio verso Alaimo che prolunga in direzione
del compagno davanti a lui che lotta a Starace. Alla fine la rimessa laterale proprio per il Testaccio. È stato fallo addirittura, non rimessa laterale, no, è stato time out. Ci correggiamo, gioco fermo, 19esimo, andiamo in pausa. Pronti a ripartire proprio dalla rimessa laterale assegnata poco fa, prima del time out chiamato dal Testaccio. Eccoci qui con Alaimo. C'è Starace e Baldassare, servito numero 99 che la restituisce con il petto. Alaimo all'indietro per Martino. Palmieri copre altro mezzo campo di corsa. Ha messo l'impegno degli attaccanti del COD finora a secco, ma sempre spina nel fianco per la difesa in maglia bianca. Alaimo. Martino, Baldassare, serve Codignoli, numero 7 in velocità, che tocca addirittura con il tacco per Alaimo che al limite dell'area appoggia, c'è la grande possibilità, il gol del 2-0 arriva con il gol di Simone Mirante che ribadisce in rete la splendida azione sulla sinistra insistita per il Testaccio che adesso va 2-0 a 4 minuti dal termine del primo tempo. Adesso gara che si mette decisamente su binari giusti per il Testaccio, non per mancanze del COD quanto perché ho visto ben pochi tiri in entrambe le parti e se la squadra dovesse andare in vantaggio per 2-0 a meno di cambiamenti di ritmo netti e importanti nel secondo tempo dovrebbe essere troppo complicato gestire questo risultato per la squadra avanti che nel frattempo butta un pallone cercando in velocità Alaimo. COD che da parte sua, nonostante il grande impegno, dovrà cercare qualcosa in più per mettere in difficoltà Boni, praticamente spettatore non pagante almeno fino adesso. Vediamo se ci prova adesso. Palomba subisce fallo, calcio di punizione per il COD. Invitano a tentare la botta i ragazzi in maglia nera. Invitano Mirko Anello, numero 10. Solo 2 uomini in barriera chiamati da Boni. Palomba e Palmieri nell'area avversaria, allora vediamo. Beh, invece proprio Palomba con il mancino colpisce in pieno Starace che spazza via senza tanti complimenti. Rimessa laterale. Non c'è fallo, si prosegue. Cilfone. Palomba, intervento così stava andando addirittura in porta Anello, possibilità di contropiede, niente male per il Testaccio con Martino che si fa mezzo campo in velocità, serve al centro troppo frettolosamente Anello, era tornato a chiudere, attentissimo il numero 10 che ha seguito tutta l'azione. Adesso ancora una ripartenza da costruire, passo dopo passo per il COD. Qui le vediamo molto chiuse, ribadiamo, difficilissimo arrivare al tiro. Cilfone preferisce lasciare sfilare. Sentite come si sgolano dalla panchina del COD. Alaimo col tacco si prende la rimessa dal fondo e gli applausi. Martino. Passaggio e si riparte ancora dal Testaccio. Siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo, squadra in maglia bianca avanti 2-0, vantaggio ristabilito sul Peperino Calciotto, vincitore della precedente partita. COD che invece di allontanarsi le possibilità di un quinto posto che gli eviterebbe una complessa a dir poco sfida con il gol Bettola Pisana. È andato giù nel frattempo Baldassare, non c'è nulla, si continua con la ripartenza del neoentrato numero 13 Federico Rizzo che si va a prendere anche il calcio di punizione. Anello, spazio per il tiro, ovviamente strozzato, diventa quasi un passaggio per Palmieri che addosso Martino e Starace. Palmieri fa passare alla fine Starace e gli porta via palla. Starace per il fratello omonimo,
Cambio di gioco ancora per il numero 8. Pallone che finisce per Starace, Starace per Starace, l'appoggio, il piattone è laterale. Qui brutto pallone perso, pallone che viene sparato verso Tomarelli da Baldassare che si fa trovare attento. Palomba. Martino rischia qualcosa, Martino forse con le gambe un po' troppo rigide. Adesso il fallo è di Palmieri e c'è anche il minuto di riposo per la fine del primo tempo. Che a quel punto... Eccoci qua, ripartiamo dal 2-0 per il Testaccio, maturato nel primo tempo di gioco, un primo tempo non eccelso magari dal punto di vista tattico, ma efficace per la squadra tutto sommato favorita, che si porta in questo momento a 49 punti, con il miglior biglietto da visita possibile per la sfida con il Golbet della prossima settimana. Questo ovviamente che il COD non ribalti quanto visto finora, cosa assai possibile data la buona presenza in campo della squadra in maglia nera, a cui finora è mancato soltanto il tiro in porta. Mirante, senza guardare, riesce a servire Codignoli, lo stop di Baldassare che poi con il tacco serve all'indietro il compagno. Siamo sempre in zona attacco, è finito giù Codignoli, calcio di punizione per il Testaccio. Un'occasione allora per il Testaccio qui sul calcio di punizione, il pallone che passa e qui l'intervento di Tomarelli è finalmente buono, efficace. Martino per il corner del Testaccio, tocca lontanissimo Palomba, con qualche difficoltà riesce a servire il compagno, ne è entrato Bongura. Palomba e Palmieri pericolosissimi sempre lì davanti, numero 23 e numero 9. Si vanno a prendere adesso la rimessa laterale, c'è il neoentrato Bongura, sì, proprio lui. Bongura all'indietro, incespica un po' con il pallone, ha possibilità di ripartire il Testaccio con Alaio. Finisce quasi giù il numero 16, il pallone di ritorno non è un granché deviato, rimessa laterale ancora per le maglie bianche. Baldassare con il petto restituisce il pallone. Alaimo a Bongura davanti, preferisce affidarsi a Starace che conclude altissimo. Tomarelli a cercare Palmieri e quasi si fa male cercando di agganciare un pallone improbabile. Pallone che arriva nel frattempo alle parti, Baldassare che stoppa con il petto, mani alla battuta e ancora Tomarelli sceso in campo, attivissimo per questo secondo tempo. Buono anche l'apporto del numero 13, Lorenzo Manni, lì sulla sinistra. Vogliamo fare movimenti in questo momento, il colpo di testa e lo spettacolare gol del 3-0 del Testaccio, lo ha trovato Baldassare, colpo di testa da manuale sul calcio d'angolo. Battuto altrettanto bene adesso, 3-0 Testaccio, partita che forse si chiude qui. Spuntato il COD questa sera, non si è quasi mai reso pericoloso, anzi il Testaccio è sceso in campo in questo secondo tempo determinato a chiuderla il più in fretta possibile, impegnando Tomarelli in un paio di interventi, salva il risultato. Alla terza occasione non ha potuto nulla. Testaccio che a questo punto sembra intenzionato a prendere il largo, pallone toccato per Manni che prende per un controtempo Baldassare. Lattanzio, ancora rimessa laterale per il Testaccio, che si avvia sereno a giocare altri 20 minuti
di puro controllo. Alaimo ha commesso fallo, gioco fermo. Una possibilità per riconquistare il pallone, non ha riuscito a sfilarlo dalle gambe dell'avversario Martino, che ha concluso sbilanciato però e da posizione troppo complessa per impensierire Boni, che rimane spettatore non pagante o quasi. Pallone che si stampa sulla faccia di Federico Rizzo. Martino profondissimo a cercare Baldassarri, che prova a liberarsi e la marcatura commettendo però fallo ai danni di Locatelli. Palomba prova ad innescare Palmieri, ancora una volta manca l'aggancio il numero 9 in maglia nera. Alaimo, Starace, Boni, chiamato Boni a togliere le castagne dal fuoco. Palomba, non preoccupa il sinistro al volo del numero 23. Baldassarri, controllo del numero 99 Martino, profondo Martino, il pallone è fuori misura, non lo può inseguire Manni. Rimessa allora per il COD, è sbilanciatissimo in avanti il Testaccio che fa dire recupera palla con Martino, che è andato a un passo da un gol, sarebbe stato per più belli della gara. La rimessa però è dal fondo, 7 minuti sul cronometro, ma c'è solo il Testaccio in questo secondo tempo, è avanti 3-0 e può continuare. Vediamo il COD cosa si inventa lì davanti con Palmieri. Allarga Palmieri sulla destra per Lattanzio, Lattanzio per Locatelli, c'è Anello davanti a sé, Locatelli aspetta un po', alla fine prova a servire Palmieri in velocità, c'è Alaimo su di lui, Palmieri va sul fondo, appoggio perso, il centro non ci arriva per un secondo. Rizzo, palla che sfila, rimessa al laterale. Starace rischia qualcosa, Starace, Boni leva ancora le castagne dal fuoco, ma quanta confusione in fase difensiva per il Testaccio, che adesso regala ancora un pallone al COD. Anello col mancino, Anello rischiato anche lui tantissimo, Bongura vince il contrasto Codignoli. Siamo sempre in avanti con il Testaccio, Manni porta spasso il pallone, serve Baldassarri, lo stop, non è male, si stampa sul palo e Tomarelli si salva. Questo era il gol del 4-0, pallone che colpisce il palo. Bongura, Palomba, pensa anche al mancino, alla fine scodella per il numero 8 che prolunga, però per nessuno. Starace, Starace in direzione di Mirante. Mirante sfrutta il rimbalzo, Martino serve ancora Codignoli, Codignoli se la allunga un po' troppo, non c'è fallo di mano, palla attaccata al corpo per Anello. Mirante ha recuperato un altro pallone, il numero 6 tra i migliori della sua squadra, serve in velocità Codignoli che appoggia al centro e questa volta non manca l'appuntamento con il gol. Il numero 99 Fabrizio Baldassarri, 4-0 del Testaccio, che mette praticamente in cassaforte la gara. Poco da dire, un primo tempo relativamente equilibrato tra le due squadre, ma in questi primi 8 minuti si è vista quasi solamente la maglia bianca correre in campo. COD che pure con tanta buona volontà e qualche individualità niente male rischia di seppellirsi con le sue mani, vedasi Baldassarri che recupera palla e la stampa sull'esterno della rete. Bongura anche qualcosa da ridire col direttore di gara per la rabbia di Tomarelli, che giustamente
non apprezza particolarmente l'atteggiamento in campo dei compagni, che hanno smesso praticamente di giocare nel momento più difficile in cui bisognava forse anche rischiare di buttarsi in avanti. Invece Boni ha continuato a non vedere quasi mai il pallone. Nel frattempo c'è un fallo in difesa commesso da Colignoli, che si prende anche il giallo. Calcio di punizione. Sotto di noi il Peperino si allontana dopo la vittoria della precedente partita qui allo Stella Azzurra. In campo invece è il COD che cercherà una riapertura, a questo punto quasi in extremis del match. Sono 4 gol di svantaggio e 15 minuti che mancano. Vediamo cosa ha da dire Rizzo a questo punto. Il mancino, forte ma non preciso, potente ma non preciso, come recita un noto videogioco a tema. Baldassarre con il petto. Alaimo è partito Manni, lì un po' col pallone Manni, alla fine è Bongura ad uscirsene molto bene. Pieno controllo, Bongura aveva anche pensato di mandare in velocità Palomba, il pallone invece riconquistato e quasi andava ad insaccarsi per il 5-0. L'ottimo Starace ci aveva provato, Palmieri, Codignoli deve fare attenzione, già ammonito. Bongura, Starace e Baldassarre, il controllo del 99, l'appoggio ancora per Starace che manda a vuoto Palomba, ancora Starace, un'azione stupenda, il tiro, palla fuori. Un po' un tiro, un po' un cross questo di Baldassarre, che non ha premiato l'azione personale molto molto bella di Simone Starace. Certo, a questo punto il testaccio può permettersi anche di giocare, un po' divertirsi. Il risultato sul 4-0 è una squadra avversaria che sembra averci smesso di provare mano a mano. Manni, Baldassarre, lo stop così così, il pallone però è sempre in campo. Baldassarre ha Lattanzio su di lui, Baldassarre gli porta via il pallone, lo appoggia addirittura verso il centro per Mirante, che costringe Tonarelli ad un altro bel intervento. Ma quanto bella l'azione sull'asse Mirante e Baldassarre. Alaimo subisce fallo numero 16, gioco fermo. Siamo a metà del secondo tempo di gioco, 3/4 di gara, testaccio in vantaggio per 4-0, 12 minuti e mezzo al termine. Risultato che sembra destinato solo ad arrotondarsi in favore della squadra padrona di casa in maglia bianca. Eccoci qui, Codignoli, la battuta non è male, ha trovato anche una deviazione di testa, ci aveva provato neanche a dirlo Baldassarre. Ottima veramente la partita del numero 99 lì davanti, il colpo di Martino, respinto centrale. Starace tiene in gioco il pallone, provando a cercare Manni, stop con il petto del numero 13 che manda a vuoto Lattanzio, serve Martino, ancora Manni. Sempre Manni, alla fine si fa portare via il pallone, Palmieri allarga in direzione di Bongura che si è fatto 50 metri e alla fine è arrivato per terra, tiene però comunque il pallone attaccato al piede. Martino provvidenziale. Rizzo a cercare Palmieri con il petto, Martino sbilanciato, manca il colpo per spazzare via il pallone, deviato. C'è lo smanacciamento di Boni, calcio d'angolo. Rizzo, dall'altra parte Rizzo a cercare il colpo al volo di Lattanzio, Baldassarre
tocca in avanti in direzione del neo entrato numero 14 del Testaccio, Daniel Neri, che senza tanti complimenti spedisce il pallone in direzione di via Marconi. Tomarelli, sempre prova a forzare l'azione, sfida il pallone addosso a Palmieri. Starace è andato nel frattempo a sbattere, si prosegue a giocare, possibilità per Codignoli, la respinta di ginocchio e alla fine Lattanzio. Bongura, in ritardo Codignoli, Rizzo c'è il libero Anello, servito puntualmente sulla sinistra. Baldassare a chiudere così, alla fine Bongura lì il pallone, rimpallato Bongura, tenta l'acrobazia, palla fuori. Meno di 10 minuti al termine, sereno 4-0 per il Testaccio, che ricordiamolo è sempre più quarto, il Pellegrino è sempre più quinto, il COD è sempre più sesto. Istanze che si sono accentuate o che probabilmente si accentueranno al termine di questa 25esima giornata. 4 al termine della regular season, ricordiamolo. Qui Neri fa a botte, alla fine gli portano via il pallone, quasi non riconquista il numero 14. Alla fine serve all'indietro Palmieri, l'intervento di Starace. Simone Starace quasi sicuramente tra i migliori dei suoi. Ci sarà poco da vedere in termini video, in quanto ovviamente si è mosso quasi sempre come difensore per il Testaccio, ma veramente imprescindibile nell'annullare gli avversari. Bongura fa un po' il giocoliere, ma al momento di passare tra la rabbia di Anello tenta la soluzione più difficile, si prende gli improperi dei suoi compagni e allora è sempre Testaccio che con tranquillità lascia sfinare il cronometro verso il termine della gara. Mancano 8 minuti. Codignoli prova Manni va anche a concludere il bolide Anello. Rizzo, Bongura, Alaimo, Bongura chiama Lattanzio che riesce a servire molto bene Palmieri, gli allontanano il pallone, forse ha subito fallo Codignoli, ne ritocca per Manni. Spazio per il numero 4, appena entrato anche lui, Damiano Colizza. Palla sul fondo, chiamato un time out, ci fermiamo anche noi, sono 7 minuti al termine della gara. Eccoci qua pronti a ripartire per questi ultimi 7 minuti circa di gioco. Ripartiamo con Tomarelli che ha servito in velocità il compagno. Qui Anello prova a partire, il pallone rimpallato, Codignoli alza un campanile, un altro alzato a sua volta dal neoentrato numero 5 Flavio Pasqualoni. È arrivato il fallo per il Testaccio che, ribadiamolo, ha tutto l'interesse nel rallentare il gioco il più possibile. Pasqualoni si mette anche a litigare con Palmieri. Ecco il numero 5 spedisce il pallone in direzione di Neri, addomesticato da Lattanzio che spedisce in avanti, ancora Pasqualoni, anticipa l'ormai immobile Palmieri. Manni, spazio per il numero 13 che serve in velocità, Laimo tiene il pallone in gioco, Lattanzio arriva, la rimessa laterale è per il Testaccio. Controllo di Neri con il tacco, se la prende anche con i compagni, Neri la riconquista subito, Baldassare sul mancino, Baldassare e ancora Tomarelli, decisamente tra i migliori dei suoi, il portiere, immeritati per lui le 4 reti subite. Rizzo, Bongura il controllo al volo, Palomba, palla fuori.
Pallone che passa in mezzo a un po' di gambe, alla fine c'è anche la possibilità e la puntuale messa in rete del pallone per il COD 272 che accorcia le distanze adesso al 20° minuto. È sicuramente troppo tardi, ma comunque il timbro sul cartellino c'è, 4-1. Cambio di gioco di Alaimo, ha trovato Golizzi, Baldassarre, ha corso per 5 il numero 99 lì davanti che è ancora in campo, ancora pericoloso, Neri. Controllo di Neri, va a sbattere su Anello. Anello per Bongura. Come ci aspettavamo, il gol del COD è arrivato su tiro dalla distanza. Effettivamente palla a terra, avevano avuto difficoltà anche solo ad avvicinarsi all'area difesa da Boni, i ragazzi in maglia nera. Alla fine il gol della bandiera e si è arrivato. Una bella conclusione a sorprendere l'estremo difensore del Testaccio. Qui ha commesso fallo Golizzi, dunque ci fermiamo per il calcio di punizione del COD. Rizzo e Anello alla battuta. Palumba va al numero 23. Non impensierisce particolarmente Boni che osserva il pallone sfilare meno di 4 minuti al termine. Alzati. Colpo di testa in direzione di Bongura che prova a beffare in velocità Alaimo che tranquillo gli sfila il pallone. Siamo sempre in zona attacco, ancora un bolide da centrocampo, questa volta il pallone è fuori. Finito Giunneri, gioco fermo, calcio di punizione. Un toccato corto per il numero 5 Pasqualoni. Manni, molto bello il tocco, Manni, Neri, prova ad addomesticare, forse commette fallo, si prosegue e ancora a terra il giocatore in maglia nera, Rizzo. Tra i migliori dei suoi Rizzo, insieme ovviamente a Tomarelli. In un COD forse unito a un risultato eccessivamente sfavorevole. Pallone che quasi va a beffare Boni, terminando a 1 centimetro dal suo palo destro, pallone che è comunque sul fondo. Pallone spedito dalle parti di Manni e quasi stava per terminare in autorete il retropassaggio di Lattanzio. Anello, mandato a vuoto Baldassare che ha corso per 5, Anello, serve Palomba, Palomba ne ha 2 addosso, finito giù, vediamo se c'è fallo, non c'è nulla, si prosegue, Pasqualoni allarga molto bene per Baldassare che inchioda lì il pallone, Neri si è avventato al centro, il numero 99 preferisce fare da solo, serve Manni, ottima la partita anche il numero 13 ma è difficile trovare qualcuno meno che pienamente sufficiente tra Testaccio questa sera. Spintone di Baldassare che serenamente butta giù l'avversario e si prende con questo fallo i 3 punti, il 4-1 del Testaccio che ristabilisce le distanze dal Pemerino, sale a 49 punti, COD fermo a 40, sesto posto per loro.